E finalmente il momento è giunto. È con queste parole che Ennio Carta ha annunciato su Facebook i funerali del fratello Stefano, trovato senza vita lo scorso 11 aprile nelle acque del Rio San Girolamo in centro storico a Venezia. Il 12 maggio alle 16 verrà dato l'ultimo saluto al 36enne nel Duomo arcipretale di Mogliano, dove viveva. Come scrive sul social network Ennio Carta, che proprio su Facebook ha creato una pagina per mantenere alta l'attenzione sulla morte di Stefano, è solo un momento che aspettavamo per salutarlo e per stringerci tra noi che lo conoscevamo. Il fratello, da quella mattina di aprile in cui i vigili del fuoco recuperarono il corpo senza vita di Stefano, che lavorava in un hotel di Venezia, ha iniziato con la famiglia e gli amici una battaglia perché venga fatta luce sulla morte del 36enne. Ennio non ha mai creduto fino in fondo all'ipotesi iniziale dell'incidente. Su Facebook, nel post in cui annuncia le esequie del fratello, rinnova ancora una volta l'appello a chi ha visto o sentito qualcosa, di farsi vivo. È impossibile che nessuno abbia sentito un corpo entrare in acqua di notte e, seppure sia svegliato nel cuore della notte, sia riaddormentato e poi poche ore dopo hanno ritrovato un cadavere e non abbia collegato le due cose, scrive Ennio Carta. Non è un reato il non aver investigato le cause di un rumore. Nessuno ama perdere tempo nella vita e magari passare mezz'ora in commissariato a lasciare una deposizione non è piacevole, però c'è una famiglia che si pone tante domande, oltre a piangere la carne della sua carne. Quello che sto passando, conclude Carta, poteva accadere a chiunque stia leggendo queste righe.